Si tratta di un soggetto già aggravato da precedenti penali, anche di natura analoga, quindi già avvezzo a questo tipo di perpetrazione di reati. Pregiudicato con l'obbligo di firma, continuava imperterrito a rubare le borse alle donne in bicicletta. Nonostante le difficoltà per dare un volto ed un nome a questo scipatore, i carabinieri della stazione di Istrana sono riusciti ad arrestare un giostraio di 42 anni. Lo scipatore seriale si era reso protagonista di 2 colpi il 7 e l'8 agosto scorso a Castelfranco Veneto. Il primo episodio ai danni di una pensionata 65enne in via Abruzzi, il secondo in via Pagnana con vittima una casalinga 57enne. La tecnica era sempre la stessa. Le vittime, 2 donne della zona, sono state avvicinate in sella alle loro biciclette dall'indagato, il quale con una mossa repentina a bordo del suo scooter ha sottratto alle vittime le borsette che custodivano nei cestelli anteriori. In aiuto ai militari dell'Arma le immagini delle telecamere di videosorveglianza. L'uomo era stato ripreso in vari punti dove erano avvenuti i furti, ma non solo. A incastrarlo è stata anche la sua spavalderia. Uno degli elementi che ci ha portato sulle tracce dell'indagato, dando anche una conferma all'attività investigativa, è avvenuto durante il secondo furto. Infatti, durante la fuga, il soggetto avrebbe salutato con la mano destra la vittima come segno di goliardia, ed è proprio questo che ci ha aiutato a capire che si trattasse di lui. Risolutivo l'incidente stradale nel quale l'uomo era stato coinvolto l'8 agosto a Quinto di Treviso, dopo lo scippo avvenuto in tarda mattinata in via Pagnana alla guida dello stesso ciclomotore. Dopo lo scontro aveva tentato anche la fuga, ma inutilmente. Le forze dell'ordine, rilevando l'incidente, avevano scoperto che il pregiudicato guidava senza patente e senza assicurazione e gli avevano sequestrato il mezzo. Le indagini hanno successivamente appurato che il pregiudicato alla guida del vecchio scooter era lo stesso che era stato immortalato nelle vicinanze e ai luoghi dei furti di Castelfranco. Al vaglio degli inquirenti la possibile attribuzione al 42enne di altri colpi simili commessi nella zona.